Buongiorno amici di Post-it dal Polesine, benvenuti alla puntata di oggi. Dove le parole non arrivano, la musica parla. Lo ha detto Beethoven, ma tutta la nostra vita è testimone che la musica arriva là dove non arriva nient'altro. Abbiamo qui con noi Ettore Felisatti. Benvenuto, professore. Buongiorno e grazie a voi per l'invito, sono felice di essere qui per il vostro giornale. Grazie. Professore ordinario di pedagogia sperimentale all'Università di Padova, lo abbiamo invitato proprio per parlare della realtà musicale rodiggina, dal momento che è il presidente dell'Associazione Musicale Francesco Venezia. L'associazione il prossimo anno compie 100 anni ed è la realtà musicale più antica del nostro territorio dopo il teatro sociale. Ogni anno, dal 1922, neanche la seconda guerra mondiale l'ha fermata, l'associazione propone una stagione concertistica di assoluto rilievo. Dal 2014 organizza anche un festival internazionale di violoncello chiamato Rovigo Cello City, che ha portato a Rovigo artisti di fama mondiale che si sono prestati alla docenza per i giovani studenti rodigini. Professor Felisatti, il 16 maggio debutta la vostra stagione concertistica 2021 con una giovane pianista di grido. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma intanto per noi il 16 maggio è una giornata importante perché finalmente ci ricongiungiamo con il nostro pubblico in presenza. La cosa ovviamente è molto attesa ed è molto importante anche perché ci permetterà di fare l'assemblea dei soci, quindi di approvare il nuovo Sì. direttivo e quindi sarà anche un'occasione per l'associazione importante. In quel contesto noi avremo Gloria Campanero, una bravissima pianista veneziana, veramente di altissima fama, che ci presenterà i preludi di Chopin. È una dei più grandi interpreti, insieme ovviamente alla proposta di Chopin, di Rachmaninoff, di Schumann. È un personaggio molto creativo sul piano musicale perché riesce a combinare diverse tipologie di musica, diversi stili di Sì. musica, non solamente, ma riesce anche a coniugare l'esperienza musicale con il teatro, con la danza, quindi è un personaggio Sì, eclettico si è vista poco che... tempo fa, professore, al Teatro di Ferrara con Sì, Alessandro Baricco e lei appunto si prestava sì, a sì, suonare qualsiasi tipo di musica, è stato molto bello, tra l'altro lei è una bellissima ragazza, è tra le vero, altre una cose, bellissima oltre che ragazza. bravissima. E veramente è una persona, un artista che ha calcato i palcoscenici internazionali perché dagli Stati Uniti al Sudafrica, Germania, Austria, veramente è un personaggio di altissimo rilievo che ci darà un pomeriggio meraviglioso Sì. e che ci unirà con la sua musica eccezionale che riesce a Quindi un costruire. inizio avvincente per la stagione. Poi ci sono Sicuramente. altri appuntamenti di spicco per gli appassionati di musica della città di Rovigo. Sì, noi abbiamo programmato la nostra stagione musicale con una decina di concerti all'incirca. Sono dei concerti, alcuni dei quali li abbiamo chiamati aperitivo concerto perché li offriremo ai nostri soci e al pubblico rodigino e polesano prima ovviamente della cena e saranno dei piccoli concerti che verranno realizzati in modo particolare dai giovani artisti del Conservatorio di Rovigo, ovviamente i migliori artisti, coloro che Sì. si stanno affacciando alla realtà dell'esibizione, no? E quindi hanno la possibilità di imparare in questo rapporto con il pubblico anche come ci si approccia ad un contesto in cui il lavoro di dialogo con il pubblico diventa determinante, oltre Certo. effettivamente alla qualità della prestazione tecnica che può essere offerta. Sì, diventa una palestra, Sì, diciamo, per avvicinare il pubblico, in che un non è qualche mai modo sì, una ecco. cosa semplice. E questi che abbiamo chiamato aperitivi concerto, l'abbiamo chiamato anche aspettando Rovigo Cello City, perché Bene. in fondo sono preliminari, diciamo, alla nostra punta di diamante, che è appunto il periodo di fine agosto e primi di settembre, quella settimana in cui noi stabilmente, come ricordava lei, dal 2014, quindi siamo all'8° anno quest'anno, offriamo alla comunità di Rovigo. Ma insieme a questi aperitivo concerto avremo anche una serie di concerti con artisti
di grandissimo valore. Avremo il quartetto d'archi Bazzini Sì. Consort e avremo le 4 stagioni di Vivaldi che verranno Benissimo. presentate, un concerto chitarristico con un duo di grandissimo interesse e ci sarà anche la musica da camera con la pianista Mara, con il pianista Prosseda che Sì, che sono sono arrivati a Rovigo da quest'anno e siamo musicisti felicissimi di noti perché averli, appunto insegnano nel nostro esattamente, di Conservatorio averli Venezia. con noi e insieme a Luigi Puxeddu, quindi avremo la possibilità di offrire, alternando questi aperitivo concerto con delle iniziative con artisti di valore nazionale sicuramente. Chiuderemo, ecco, la stagione con un ultimo concerto che sarà realizzato a Natale, un concerto che ci permetterà di chiudere il 2021. Ovviamente dopo Rovigo, con Rovigo Cello City ci sarà questo concerto, ma ci aprirà anche al 2022, Certo. che come ricordava lei è un momento importantissimo per la nostra associazione perché finalmente avremo la possibilità di far conoscere la persistenza della nostra presenza all'interno della realtà di Rovigo e avremo degli ospiti di grandissimo rilievo per festeggiare questo centenario. Tra l'altro l'associazione con la sua presenza ha dato vita anche al Conservatorio di Rovigo, Sì. quindi ha avuto un ruolo importantissimo nella musica per quanto riguarda il nostro territorio. Sì. Il Covid ha obbligato le programmazioni culturali a ricalibrarsi. Ci sono stati dei compromessi per quanto riguarda la programmazione del Venezia? Purtroppo sì, dei compromessi ci sono stati, dei compromessi in termini di tempi, innanzitutto, infatti la nostra stagione che abitualmente viene avviata nel periodo di gennaio, abbiamo dovuto cominciarla e avviarla a maggio, appunto il 16 sarà il primo incontro, ma dovremo avere anche un'attenzione alla sicurezza perché ci rendiamo conto che la situazione non si è ancora normalizzata, quindi le procedure di controllo per garantire questi livelli di sicurezza sono delle procedure che permarranno. C'è un problema di spazi, ovviamente, che se saranno al chiuso sicuramente saranno contingentati. Lo scorso anno siamo riusciti a realizzare tutti i concerti che avevamo programmato, nonostante la situazione difficile. Alcuni concerti li abbiamo raddoppiati pur di accontentare il nostro pubblico e sono sicuro che anche quest'anno, al di là e anche in rapporto a quelle che saranno le difficoltà che la situazione pandemica ci sottoporrà, riusciremo sicuramente a dare risposta a quella che è la nostra programmazione e alle esigenze del nostro Bene. pubblico. Un nuovo direttore artistico per Rovigo Cello City, una star e soprattutto un super docente internazionale. È un cambio di rotta questo? Ma io direi che è un grande momento di continuità, cioè siamo partiti con Luigi Puxeddu che ovviamente ha dato il timbro, ha dato il carattere a Rovigo Cello City, ha dato un'impostazione di rapporto con il conservatorio, di offerta per i giovani artisti, quindi è stato il momento fondamentale, il momento di avvio e l'imprinting di tutta l'attività che poi ha proseguito secondo questo format e questo schema. Lo scorso anno con Vittorio Piombo abbiamo sicuramente rafforzato il livello di qualità e anche ci siamo dati un'apertura, diciamo, in un contesto sempre un po' più ampio che quest'anno con la presenza di Giovanni Gnocchi sicuramente avremo la possibilità di rendere estremamente forte il rapporto con il livello internazionale che, come ricordava lei, già era presente Sì. in parte precedentemente. Giovanni Gnocchi, Piombo e Puxeddu hanno qualcosa in comune, cioè la scuola di Simoncini, Mm. la scuola Vero? rodigina di Simoncini che in fondo ancora una volta ci dà degli artisti di grande valore che sono apprezzati sul piano internazionale. Certo, Giovanni Gnocchi con la sua connotazione internazionale, sappiamo che è docente di violoncello al Mozarteum di Salisburgo, quindi ha un panorama, il Mozarteum di Salisburgo è una realtà che è dinamica e potente sul piano internazionale musicale, quindi sicuramente ci permetterà di avere relazioni con i migliori artisti di Infatti mi violoncello. chiedo come sarà questa festival di Rovigo Cello City 2021 con un direttore artistico di questo calibro.
Beh, Rovigo Cello City anche quest'anno sarà potente. Lo scorso anno e negli anni precedenti ha sempre dato delle sorprese al nostro Sì. pubblico ed è stato moltissimo apprezzato anche dai nostri sponsor che ovviamente proseguiranno nel sostegno. Beh, noi con Rovigo Cello City sicuramente lavoreremo per la crescita dei talenti rodigini. Avremo delle masterclass che saranno organizzate dai musicisti che arrivano, dagli artisti che arrivano e affermeremo quindi la presenza di Rovigo Cello City in un contesto veramente internazionale perché tutto il mondo sarà in relazione con Rovigo Cello City. Questo dipende soprattutto veramente dagli artisti che Giovanni Gnocchi, il maestro Gnocchi, ci ha portato, italiani, perché avremo Piovano, avremo Abel Selakoe dal Sudafrica, credo il più grande personaggio che attualmente sia presente in campo internazionale per quanto riguarda la musica a questo livello. Avremo Jacob Corani che con Andrea Dindo lavoreranno insieme anche ai giovani violoncellisti di Rovigo Cello City. Avremo Jean Queiroz che metterà insieme musica e pittura, quindi è un'attività di frontiera. Avremo poi un bellissimo concerto il sabato 4 e un altro di chiusura con Zlatomir Fung, che è il primo premio Tchaikovsky del 2019, un giovanissimo violoncellista che è riuscito ad essere una stella in breve tempo nel panorama una vera chicca internazionale. anche questa Veramente presenza a Rovigo, sarà un bellissimo. momento di grande valore per la realtà di Rovigo e di una presenza internazionale vera. Sentendola mi accorgo che la programmazione è già abbastanza definita e capisco anche che il rapporto con il conservatorio sarà sempre più forte e più solido. Come si intendono valorizzare i giovani studenti avviandoli al concertismo? Noi abbiamo un compito nel rapporto con il Conservatorio di Rovigo, sicuramente quello di fare in modo che i giovani musicisti possano aprirsi al mondo. Certo, il Conservatorio fa già questa attività, ma ovviamente la nostra associazione è un'ulteriore opportunità per loro. La sinergia con il Conservatorio è una sinergia forte con il direttore Fagnocchi, con il presidente Scaranello. Diciamo che noi potenziamo il rapporto anche offrendo delle borse di studio, questo grazie anche alla Fondazione Banca del Monte che mette a disposizione questa opportunità di sostegno per i giovani violoncellisti e anche musicisti di altro genere. Abbiamo anche un rapporto, possiamo dire, in termini di formazione dei giovani, perché il team di Rovigo Cello City, che segue l'attività di Rovigo Cello City, grazie anche alla presenza della professoressa Bellagamba, permette a loro di allenarsi in quella che è la gestione di concerti. I masterclass ovviamente sono un momento potente di formazione perché non c'è niente di migliore per un giovane musicista che lavorare a tu per tu con altissimi talenti perché percepisce benissimo qual è la prospettiva su cui occorre lavorare per diventare un grande e quindi questo è veramente importantissimo. Poi gli aperitivi musicali, come ho detto, sono un'occasione di sperimentarsi concretamente in quello che hanno appreso. Lei è un super docente universitario dell'Ateneo di Padova, scienza della formazione è il suo settore. Come trasferisce il suo bagaglio culturale e formativo all'Associazione Venezia? Ma diciamo che sul piano personale io ho sempre amato la musica è sempre stata qualcosa, pur non essendo un esperto di musica, ma la musica è sempre stato un momento determinante in ogni fase della mia vita. Quindi io e la musica siamo grandissimi amici e l'amo tantissimo, quindi l'amore per la musica è la prima cosa che mi ha portato all'Associazione Venezia. Ma io come professionista poi insegno leadership educativa, penso che lavorare con i giovani occorra fare in modo che essi diventino sempre migliori di quello che sono, quindi potenziare i loro talenti è la prima cosa che qualsiasi, non solo docente, ma qualsiasi adulto dovrebbe fare nei confronti dei giovani. E potenziare le loro qualità migliori significa fondamentalmente non mettere rilievo su ciò che manca, ma apprezzare ciò che essi riescono a portare. E spero che
la mia presenza nell'associazione possa proseguire questo lavoro di potenziamento dei talenti. Ma poi c'è anche un'altra cosa, nell'attività di ricerca che si fa in università ci si rende conto che la solitudine è una delle cose peggiori che ci possano essere dal punto di vista del ricercatore. Noi abbiamo bisogno di costruire reti di collaborazioni per fare azioni di ricerca potenti. Purtroppo a Rovigo non sempre c'è questo atteggiamento di costruzione di reti, di collaborazione reciproca, e credo invece che sarebbe veramente una chiave importantissima per rendere forte quella che è già forza di Rovigo, a livello di musica ma anche a livello di associazionismo in generale, cioè costruire sinergie è l'opportunità più grande per far valere un territorio. Purtroppo i protagonismi a volte non riescono a produrre questo effetto. Credo che poi io debba sia chiamato a lavorare, mi sento l'esigenza di lavorare anche per far conoscere, sia pure essendo già presente questo aspetto, maggiormente quella che è la qualità di Rovigo nel campo musicale. Il Polesine è una realtà, l'unica a livello nazionale, che ha 2 conservatori, ma il problema non è istituzionale, il problema è veramente di talenti, di qualità e di opportunità che questo territorio può offrire e su cui l'associazione ovviamente fa convergere la sua capacità di agire. Desidererei molto che ci fosse un'attenzione alla musica al punto da portare Rovigo come città della musica, perché credo che questo sia veramente un gioiello di cui Rovigo potrebbe essere orgoglioso. Che si differenzia un po' dalla proposta di qualche anno fa che era Rovigo città della cultura, ma che calza più a pennello molto probabilmente Rovigo città della musica, Speriamo. perché è già una connotazione che la caratterizza. Certo. Bene, quindi ci sarà da lavorare. Moltissimo. Buon lavoro. Grazie veramente. Complimenti per la stagione, grazie di essere stato qui Grazie con a noi. voi. Grazie a voi che ci avete seguito. Potete rivedere questa puntata dalla pagina Facebook di Rovigogi.it e dal canale YouTube di Rovigogi.it. Se volete sempre essere aggiornati sulle dirette, tac, mettete un clic sulla campanella. Grazie ancora e buona giornata. Bene.